Allora, siamo con Salvatore Mazzocca, presidente degli artigiani di Dolo. Presidente, allora, qual è la situazione ormai a distanza di un po' di tempo dal tornado? Beh, la situazione è, diciamo, siamo a livello di promesse, nel senso che sono venuti tutti i politici, alcuni interventi sono stati già fatti, la Regione ha stanziato 6 milioni di euro, le banche anche loro hanno stanziato dei contributi a favore delle imprese per venire incontro al sistema del credito. Come associazione anche noi abbiamo attivato un conto corrente, quindi siamo ai primi, diciamo così, alle prime proposte. Certamente la situazione è ancora difficile perché di fatto hanno quantificato i danni provocati dal tornado, che sono circa 100 milioni di euro, quindi siamo molto distanti rispetto alle risorse. Quello che mi preoccupa è il fatto che il governo invece ha stanziato pochissimo. 2 milioni di euro non sono certamente sufficienti per arrivare ai 100 milioni di cui si parla, dei danni che il tornado ha provocato. Certamente siamo lontani e non è certamente una soluzione quella dei 5 centesimi sull'accise, perché si ritorna sempre col vecchio sistema. Quando c'è una catastrofe si vanno ad aumentare le tasse nei confronti dell'intera popolazione, dopodiché rimangono e le accise non fanno altro poi che ricadere in maniera pesante su imprese e famiglie, quindi certamente quello non è la strada. Secondo lei cosa si dovrebbe fare? Il governo deve trovare le risorse necessarie per dare respiro a queste imprese che hanno subito danni ingenti. Sono imprese, piccole e medie imprese, dell'artigianato in particolare, i quali hanno già subito sulla loro pelle la crisi economica che si trascina dal 2008. D'accordo? Non hanno più risorse, quindi è proprio necessario fare uno sforzo eccezionale a favore delle imprese, senza aggravare ulteriormente imprese e famiglie. Quindi io non sono assolutamente d'accordo con chi vuole introdurre l'accisa dei 5 centesimi sul gasolio. Si devono trovare altre strade. Certamente se si mette d'accordo tutti, la soluzione non la si trova, altrimenti siamo sempre a mungere un qualcosa che ormai non c'è più nulla da grattare, perché le imprese e le famiglie hanno ormai ridotto all'osso le loro risorse.